Sito Sorrento e dintorni faremo una piccola intervista a Tonino. Innanzitutto ti chiedo di salutare il pubblico internet del sito Sorrento e dintorni. Allora, cari sorrentini, spero che questo piccolo ringraziamento arrivi fino a Sorrento o oltre. Questo sogno speriamo che si sta mano a mano realizzando, come fece il Signore che cominciava da una piccola pietra. Anch'io spero che di prendere un cammino, spero anche migliore mano a mano, e mando un forte abbraccio e un saluto a tutti gli amici di Sorrento e provincia, e spero che il futuro vada anche migliore. Una piccola domanda, diciamo, come artista emergente che stai uscendo adesso, diciamo, è vero? Diciamo. Cosa pensi degli altri artisti locali? Per esempio c'è un cantante di piano di Sorrento che si chiama Maurizio Miele, lo conosci? Allora, Maurizio Miele l'ho conosciuto di vista, cioè anche io lo voglio ringraziare soprattutto anche a lui che mi ha fatto cantare anche lui, la verità. Cioè, è un bravissimo cantante, spero che anche lui, spero che anche io posso arrivare a lui, diciamo, spero che possa arrivare a lui. Allora, bravo, è un ragazzo umile. C'è un altro artista che sta andando per la maggiore nell'ultimo periodo a Meta di Sorrento, Angelo Antonio Rodia, lo conosci? Allora, diciamo nome d'arte, diciamo, giustamente, no? Cioè, allora, sono due ragazzi formidabili, veramente, diciamo, da loro ho incominciato questo, diciamo, per puro divertimento, per me, diciamo, ho incominciato da loro. Vi faccio un saluto, spero che loro vadano bene e spero che anch'io vado bene come loro. Ok, no, questa è la domanda finale. Prima parlavamo di Angelo Antonio Rodia, invece Anthony e Giulio. Allora, come ho detto prima, sono due ragazzi fondamentali, formidabili. Ho incominciato da loro, cioè loro mi chiesero spontaneamente, per la verità, di apparare una serata, diciamo, un po' morta, diciamo. E adesso, cioè, loro, diciamo che loro sono, cioè, io voglio ringraziare tantissimo e grazie a loro spero di arrivare al loro livello, spero. Ancora un'ultima domanda su un'ultima domanda su un altro artista locale, diciamo, ne abbiamo già menzionato prima, quello della concorrenza che ti vuole strappare alla mia casa discografica, che appena ce l'avrò ti farò un contratto. Che cosa pensi di Marcello? Allora, voglio dire una cosa sincera, io mi pensavo che era una persona più modesta, semplice, ma napolitanamente fa schifo. Cioè, allora, io l'ho invitato, almeno fosse, doveva essere presente. Dico, Marcello, cioè, se hai perso un cavallo, potrebbe perdere pure a Tonino. A questo punto. Grazie. No, l'artista non dice parolacce. Se le hai perché quando ero a scuola si pigliava 1000 lire a me. Ok, allora come ultima diciamo domanda è quella di fai una domanda e datti una risposta. Allora, mi faccio subito questa domanda. Spero, come ho detto prima. Fatti la domanda prima. Allora, mi faccio questa domanda. Devi dire Tony. Tony, che intenzioni hai? Risposta. Allora, cioè. Aspetta, il nome d'arte. Allora, Tony Tombolino, che intenzioni hai? Cioè, allora, dico subito. Allora, io ho incominciato facendo, come ho detto prima, voglio ancora ringraziare Giulio e Anthony che sono dei bravissimi ragazzi. Ma chi è che ti ha lanciato? Allora, però, diciamo, aspetta un attimo. Subito si scorda. Aspetta. Ma ci arriviamo. Allora, visto che, diciamo, merita anche lui un piccolo ricordo della scorsa passata e spero futura. Spero futuro, cioè speriamo che vada pure bene in futuro.
anche Michele Colonna, è la verità, Michele Colonna, Isabella e tutte le persone che sono venute a seguirmi e a seguirci. Ok. Spero, come ho detto prima, in futuro, spero di augurare anche questo piccolo pubblico che c'è questa sera, spero che in estate o in futuro di programmarci meglio, no giusto? Cioè meglio, e spero che anche, comunque devo ringraziare sempre questo bellissimo pubblico, che no, ce ne stanno pochissimi, ma spero che in futuro ce ne stanno meno 100. Allora il tuo obiettivo è 100? Speriamo. Ok, salutiamo con un applauso. Grazie a tutti. Grazie di essere intervenuti. Grazie. Io vi auguro una buona sera. E all'anno nuovo. All'anno nuovo, esatto. Vabbè, a un futuro, cioè, Alla prossima volta. alla prossima volta. E intanto una vocina dentro